Volevo ringraziare a nome della direzione la sensibilità e la disponibilità del signor Lago per conto dei magazzini Nico per aver donato alle strutture ospedaliere dell'azienda 10.000 mascherine. Un ringraziamento anche agli amici e ai soci della Helios, sempre vicini in questo momento di difficoltà per tutta la regione. Grazie ancora a nome della direzione. Una donazione che ha davvero fatto tirare un sospiro di sollievo ai sanitari del San Bassiano. 10.000 mascherine modello FFP2, dispositivi dotati di una capacità di filtraggio accertata dai test e per questo promossi e consigliati dall'OMS in quanto offrono una protezione efficace dal coronavirus. Di queste c'era assoluto bisogno in ospedale, oggi più che mai in questo momento di difficoltà. Nel pomeriggio la consegna all'ospedale di Via dei Lotti grazie alla grande sensibilità dei nostri imprenditori, direttamente al direttore medico Antonio Di Caprio e al primario di anestesia e rianimazione Marco Baiocchi. Nello specifico si sono mossi i magazzini Nico, cogliendo senza pensarci troppo l'appello dell'associazione Helios Onlus, perché giorno dopo giorno, passo dopo passo, si allunga la lista delle persone che si stanno attivando in una vera e propria gara di solidarietà per aiutare il nostro nosocomio, per aiutare i nostri medici, i nostri infermieri, tutto il personale sanitario, quotidianamente in prima linea a contatto diretto con il male invisibile e con il dolore dei pazienti e dei loro cari. E sapere che fuori dalle mura dell'ospedale c'è chi, come i nostri imprenditori, accoglie la richiesta di aiuto e si attiva all'istante, come stanno facendo i soci Helios e tutti voi che li appoggiate, è una cosa che fa davvero bene al cuore.